13,58 per Caredda, e quindi si porta il comando con questo salto. Sarà il turno ora di Donatello Dallai dell'Italia Centro-Nord, che già lo vediamo già pronto, e lui si presenta con un personale di 14,44. Purtroppo sale sopra la tavoletta e si alza la bandiera rossa per lui, quindi salto nullo per Dallai. Quindi andrà in pedana Alberto Blasco della Trieste Atletica, che ha un personale che sfiora i 14 metri, 13,97. 13,97 per Blasco, che salterà tra poco, mentre sono in attesa di partire i concorrenti della prima serie dei metri 400 uomini, junior maschi. Ora l'inquadrata ci sta misurando sistemando la misurazione per l'asta, quindi dovrebbe iniziare anche questa. Ecco intanto il salto di Alberto Blasco della formazione Trieste Atletica, maglia gialla classica del Trieste Atletica. Ha un personale di 13,97, questo dovrebbe essere poco superiore ai 13 metri. Il prossimo a saltare sarà Leonardo Beretta della Assindustria Padova, mentre sono pronti i concorrenti della prima serie dei metri 400, con in corsia 2 Daniele Pisano della Sardegna, accreditato di 50,63, in 3 Riu Polanco della Sardegna ancora 50,54, in 4 Biagio Guerritore dell'Italia del Sud Idea Atletica Aurora 50,56, in 5 Antonio Bisceglia Liguria 50,85 ed in 6 Emanuele Rago dell'Italia del Sud Adenex Privia Molfetta 51,11 sul accredito. Sono tutti atleti che hanno raggruppati in 4 decimi di tempo di accredito, quindi dovrebbe essere una serie molto equilibrata. Un salto in nullo intanto per Leonardo Beretta nel triplo. Leonardo Beretta proviene dalle file della Visabano e ora sta rinforzando la società della Sindustria, che proprio la settimana scorsa si è preso il lusso di vincere la finale argento e quindi di accedere alla finale oro per la prossima stagione. La gloriosa società padovana, che veste la classica maglia gialla con strisce azzurre, e mi pare che siamo pronti per la partenza della prima serie dei metri 400 uomini. Sembra che non vogliono più premiare gli individuali per la rappresentativa, quindi ci scombussola perché io li aspettavo dopo, È la partenza, tanto la prima serie dei metri 400 uomini, junior maschi. E intanto nel triplo c'è un salto molto lungo, nel triplo, salto molto lungo, vediamo di chi si tratta. Numero 5, si tratta di Simone Contaldo, l'atleta, diciamo quello favorito di questa gara. Simone Contaldo, vediamo quant'è la sua misura, non supera i 15 metri ma si avvicina, 14,83, e si porta al comando senza indugi l'atleta dell'Italia centrale. Tanto c'è una maglia della Sardegna, Ilari Rio Polanco della Sardegna Ansicora Cagliari, accreditato di 50 e 54, è insediato all'interno proprio dal compagno di squadra Daniele Pisano. Polanco Pisano, e tempo 49,98, se confermato va a scendere per la prima volta nella sua carriera al di sotto dei 50 secondi. Vediamo se viene confermato il 49,98.
49,96 è anche meglio, quindi Pisanu, cioè con Polanco, Ilari Riglio Polanco della Sardegna va a fare il primo botto, e attenzione perché potrebbe essere un tempo da inserirsi in classifica, in quanto la seconda serie sicuramente ha dei tempi migliori di accredito, ma siamo per tutti a fine stagione e quindi non è detto che si riesca a ottenere proprio in questa circostanza il miglior risultato. Vedremo tra poco chi sono i protagonisti, chi saranno i protagonisti della seconda serie. L'asta siamo a 3,60 m e siamo ancora alle schermaglie iniziali, ancora non è entrata nel vivo la gara. Nel triplo intanto c'è un 13,51 da parte del portacolori della Luigi Caffiero della Liguria, che ha un personale di 14,50, quindi andiamo ad iniziare. Dovremmo iniziare ora il secondo turno di salti con Niccolò Mumelter dell'Italia Nord-Est, che rientra in pedana dopo un nullo iniziale. Questa volta dovrebbe essere buono ed è un salto che va a sfiorare i 14 metri. Si alza la bandiera bianca per Mumelter e dovrebbe essere vicino ai 14 metri questo salto di Mumelter, che potrebbe inserirlo alle prime posizioni di classifica. Vediamo se va sui 14. Siamo al di sotto, 13,90, 13,91. Buona prestazione per lui, 13,91, e va in pedana intanto Mariano Pelagatti, Italia Centro-Nord, Atletica Piacenza. Vediamo intanto che alla partenza dei 400, questo è Pelagatti che è inquadrato in questo momento per il suo secondo salto, un salto di 13 metri, il primo 13 metri esatti. Vediamo cosa ottiene nel secondo, forse è migliore, anzi sensibilmente migliore, dovrebbe essere un salto intorno ai 13,50, questo di Pelagatti. Vediamo la misura di Pelagatti, Italia Centrale, Centro-Nord, Piacenza, Atletica Piacenza, 13,52. E vediamo il salto di Caredda, Paolo Caredda, Sardegna, Ansicora Cagliari, mentre sta per partire la seconda serie dei 400 uomini. Nella seconda serie avremo alla partenza con 49,86 in corsia 1 Matteo Monti dell'Italia Centrale, in 2 Umberto Mezzaluna dell'Italia Centro-Nord, 48,88 di personale, in 3 Leonardo Vanzo dell'Italia Nord-Est, 47,23 di personale, l'atleta col miglior accredito, in 4 Emanuele Grossi dell'Italia Centrale, Futura Roma, 14,19, in 5 Agostino Nicosia dell'Italia Nord-Est con 49,27 ed in 6 Alessandro Silo dell'Italia Centro-Nord con 49,56. Attenzione a Vanzo, che è l'atleta diciamo più accreditato di questi concorrenti, perché 49,23 lo pone tra i primi, è stato medaglia d'argento ai campionati italiani. Assente qui Giuseppe Leonardi. Leonardo Vanzo che corre in corsia 3, c'è un avvio veloce all'esterno in corsia 5, vediamo Agostino Nicosia mettersi in evidenza, che si presenta però Emanuele Grossi al comando sul rettilineo finale. Emanuele Grossi che va a vincere questa gara davanti a Umberto Mezzaluna. 48,69 per il portacolori dell'Italia Centrale, romano, Atletica Futura Roma, non molto lontano dal personale che è di 48,19. C'è un errore sul sigma sulla velocità di 100 metri. Non sono io che faccio questa cosa. Vabbè, da chi devo andare? E con
questo arrivo che abbiamo visto, archiviata anche la gara dei 400, mentre vediamo in pedana nel triplo uomini con numero 129 Alberto Blasco della Trieste Atletica al suo secondo salto che sta per essere misurato, quindi c'è stato un colpo di scena, diciamo così, nella gara dei... Intanto vediamo che sta succedendo qualcosa in pista, forse hanno deciso probabilmente di far correre purtroppo da sola Cristiana Sette, che potrebbe non aver sentito correttamente il comando dello starter, quindi è rimasta ferma sui blocchi alla partenza. Leonardo Beretta intanto nel triplo, un atleta in crescita, in questo caso però non mi sembra un salto adeguato alle sue recenti prestazioni. È comunque valido questo salto di Leonardo Beretta. Avremo ora quindi una gara dei 400 metri con una sola atleta che correrà in solitaria, purtroppo con mancanza di stimoli, ma comunque avrà modo di esprimere sia pur parzialmente le sue potenzialità, l'atleta della Vis Abano, che quest'anno si è portata a 58, 57 e 87. Eccola inquadrata in questo caso. Una situazione anomala, però insomma anche lei viene data la possibilità di esprimersi in questa manifestazione, sfortunata la sua partenza precedente. Vediamo la misura dell'atleta dell'Italia centrale Karim Abdul Seidi, che ha ottenuto 13,28 con questo suo secondo salto, non molto lontano dal personale che è di 13,50, e il prossimo a saltare sarà Umberto Petri, Italia Sud, che si presenta a questa gara con 13,55. Umberto Petri, Italia del Sud, Atletica Aversa, salto poco sotto i 13 metri. Umberto Petri manda 13,55, 12,66 sul primo salto utile per tentare di andare dietro alla finale a 8. Simone Contaldo nel triplo, attenzione, salto che dovrebbe essere questa volta intorno ai 15 metri, vediamo se è così, sembra un po' più lungo rispetto al precedente, 14,87 se non ricordo male. Simone Contaldo manda 15,56. 14,88 ancora per Contaldo, che migliora di pochissimo, ma ancora non supera i 15 metri. È comunque al comando della gara, con questa sua misura conferma quindi la sua supremazia in questa gara. Nell'asta siamo saliti a 3,80 e ancora non sono entrati in gara gli atleti più in vista, diciamo, di questa gara. Lucas Enriquez Perticaro per il nord-est, un salto intorno ai 14 metri, questo del Vicentino, dell'Atletica Vicentina. Ricordiamo in attesa di Massimo Ross per la premiazione del lancio del giavellotto. 13,78 per Enriquez Perticaro, Lucas Enriquez Perticaro, che difende i colori dell'Italia Nord-Est, e va a concludere il secondo turno di salti Luigi Caffiero della Liguria, mentre è la partenza
in questa anomala gara, Cristiana 7 in solitaria. Gara solitaria, viene anche incitata dalle tribune la serie speciale per Cristiana Cristiana 7 a Come che non avevamo visto partire nella gara di 400 femminili. È un problemino difficile. organizzativo o per la presenza dell'atleta. Ora in questo momento Cristiana 7. Eccola a 150 metri dalla conclusione la portacolori della Visavano, che è costretta a correre in solitaria per un incidente di percorso di partenza. La tribuna capisce questa situazione e come sempre succede in queste circostanze, incita l'atleta che continua nella sua azione di spinta. Il tempo siamo in questo momento 57 secondi per terminare il poco di sopra del minuto. 1:01 e 26, un po' difficile correre da soli ai massimi livelli, non avendo nessuno con cui battagliare. Comunque ha avuto la possibilità di esprimersi sia pure in solitaria l'atleta della Visavano. Vediamo se riusciamo a inquadrare il salto con l'asta uomini in cui mi pare di vedere in pedana Niccolò Toffanin, la quota di 3,80, lui che è personale di 4,30. Questo atleta proprio in questa pedana è in corso in un infortunio anche abbastanza grave proprio la scorsa stagione. Speriamo non sia rimasto qualche brutto ricordo di questa esperienza. Purtroppo i fantasmi rimangono spesso, specie nella mente. E intanto al centro del campo c'è la premiazione dei lanci e c'è Massimo Ross, che è stato il dominatore di questa gara, che sale sul gradino più alto del podio. Anzi, non è Massimo Ross, è Jordan Zinelli che ha vinto la gara con 63,88. Ma mi sembra che sia qualche problemino qui nella Jordan Zinelli. Non viene premiato Jordan Zinelli perché non faceva parte della rappresentativa, quindi la vittoria comunque era di Jordan Zinelli, che con 63,88 ha ritrovato un po' la via dei 60 metri. Massimo Ross, che avremo tra poco, spero, avremo modo anche di chiedergli qualcosa riguardo al suo futuro. È della Bruniera Fiorentagli, secondo anno della categoria juniores, mentre terminati i 400 la prossima gara in pista saranno i 5 km di marcia, che dovrebbero partire in contemporanea, maschi e femmine. Andiamo a vedere, intanto continuiamo a vedere la pedana del triplo, mentre quello che vediamo inquadrato è nell'asta, è salto con l'asta uomini. Si tratta allora abbiamo qui con noi Massimo Ross,
sì. che è il campione italiano della categoria juniores nel giovellotto. Sì. Quest'anno 67 metri e 0,5 sì, a Spilimbergo, a Spilimbergo. 2 settimane fa. Ah, quindi proprio recentissimo questo. Recente, Agli certo. italiani quanto hai lanciato? Mi pare un po' meno, vero? Quanto avevi lanciato agli italiani? Ti ricordi? Con quanto hai vinto gli italiani, ti ricordi? Gli italiani a Rieti? 63 e 02. 63,02 Sì. è stato sufficiente per la... Vieni un po' avanti perché Come qua? non ti vedono, ti stanno inquadrando da lì. Ok. Allora tu, la tua società di origine è la Bruniera Friuli-Tagli, Sì. quindi sei uno dei punti di forza della Bruniera che Così quest'anno ha si fatto dice. la finale oro. Finale oro non è andata benissimo come finale, però insomma siete due società, maschi e femmine, è una delle poche società che ha portato Certo, maschi e femmine certo. alla finale oro, quindi è un grande risultato di società, anche se poi siete retrocessi, ma questo fa parte della logica delle cose. Sì, sì. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, intanto ho cominciato... Intanto scusa, chi è il tuo allenatore? Adriano Sappa, mio allenatore. Lì E- a Pordenone? C'era anche lui qua? No, ti alleni lì a Pordenone? No, io a San Vito al Tagliamento. mi A San alleno, Vito al Tagliamento. Che sì, sarebbe una cittadina in provincia di Sì, Pordenone. sì, conosciamo, campo Comunque, famoso. Allora, sì. No, allora praticamente intanto ho cominciato ad iniziare a studiare all'università. Quindi Dove fai l'università? A Udine, economia aziendale. Ah. Quindi allora diciamo che lo studio è una parte importante della mia vita. Ovviamente, come sempre, Sì. mi pare giusto. Però boh, a Non si livello- vive di sola atletica. Esatto, sì. A livello atletico, cioè, se il prossimo anno comunque più avanti ci dovesse essere l'occasione per entrare in un gruppo sportivo, mi piacerebbe come idea, insomma. Certamente. Credo forse magari bisognerebbe cambiare un po' il livello anche delle misure, però questo secondo me, come dire, è conseguito anche da una crescita personale, una crescita anche a livello all'interno del campo, delle misure. Hai ancora un buon logicamente. margine di miglioramento, anche perché insomma fisicamente non sei ancora completamente maturo, per cui No, c'è certo. da lavorare, insomma, c'è da lavorare ancora. Quest'anno i tuoi migliori risultati, oltre al titolo italiano, tu hai fatto i campionati europei? No, non li ho fatti, allora perché non ho fatto il minimo per 2 metri e 0,5 e quindi sì, niente. non ho partecipato. Tu sei del secondo anno di categoria, sei Cosa? del 66? Sei 96? 96, io 96, sì. quindi il prossimo anno passi promessa. Promessa, certo. E quindi giustamente avresti l'ambizione di poter entrare in un gruppo sportivo militare. Mi piacerebbe, sì. Però Certo. comunque sì, la maglia azzurra sto anno l'ho fatta a Lione, ho fatto il triangolare. Anche lì una nuova esperienza, una nuova cosa. Mi sono confrontato in un ambiente che non avevo mai partecipato prima, ecco. Quindi- La maglia azzurra stimola sicuramente. Sì, quello sì. Però ecco, anche... attenzione, perché il gruppo sportivo militare deve essere un punto di partenza, non un punto di arrivo. Perché per molti è un punto di arrivo. invece- No. Boh, può essere preso come punto d'arrivo, cioè per, secondo me, anche un obiettivo personale, però da quel punto di vista, logicamente, è di partenza, sicuro quello. Da quanti anni fai atletica? Io da quando, primo anno ragazzo, quindi 2, 4, 6, 8 anni. Hai cominciato col Vortex e poi ti sei Esatto, innamorato del giallotto. Vortex. Sì. E altre specialità ne hai praticate oppure Boh, fai ho provato prove multiple? No, ho provato il disco per esempio. Il disco ho fatto 38 metri d'allievo, ma una cosa molto tranquilla. Se no non ho mai... Sì, ho fatto altre cose, ma giusto perché, diciamo, dovevo farle come gare, quindi... Adesso un periodo di riposo e poi Sì, un po' di riposo, poi si comincia con la preparazione invernale. i lanci invernali che inizieranno Esatto. a gennaio, A fine gennaio, Sì. e il prossimo anno oltre 70 metri. Speriamo, dai, vediamo di lavorare bene quest'inverno e Benissimo. Si può Massimo, fare. ti facciamo tanti auguri. grazie mille. E speriamo di rincontrarci Grazie. con oltre i 70 metri la prossima volta. Certo, va bene. Ok. Sono molto contento, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Ecco, abbiamo sentito uno dei giovani emergenti dell'atletica friulana, terra di grandi saltatori, di grandi lanciatori. Massimo Ross è il campione italiano della categoria juniores del giovellotto. Intanto proseguono le gare in campo e vediamo che è iniziata anche la gara del salto in alto donne. Salto in alto donne,
Se andiamo ad inquadrare la pedana del salto in alto, vediamo chi sono le protagoniste di questa, quali sono le protagoniste di questa gara. Salto in alto sono Alice Gaiaudi della Liguria, che ha un personale di 1,63 e gareggia per l'Atletica Arcobaleno Savona. Poi tanto sospendiamo un attimo perché vediamo la premiazione dei 400, in cui c'è Leonardo Vanzo in terza posizione, poi in seconda posizione c'è Roberto Mezzaluna e il vincitore con 48,68 per l'Italia Centrale, Emanuele Grossi, che abbiamo visto dominare questa gara, 48,68 il suo tempo. Ritorniamo con l'immagine, se è possibile, eccola, vediamo la pedana dell'alto, siamo ancora a misure relativamente basse. Maschili, invitiamo Francesco Carrieri, Gabriele Gargano e Diego Aldo Pedrosi. Insieme a questi atleti invitiamo anche Massimo David. E dicevo del salto in alto con Alice Gaiaudi Liguria, poi Maria Elena Agostini del Nord-Est, atleta di prove multiple, proveniente dalla Libertas Samp, che è la figlia tra l'altro del fiduciario tecnico regionale, 1,72 la sua misura di accredito. Poi Annalisa Ferrari, Centro-Nord, 1,66, la fratellanza 1874, Lucia Quaglieri, Centro-Nord, Modena Atletica, poi Rita Caliò della Italia del Sud, 1,65, Fiamma Atletica Catanzaro, poi Eleonora Schertel dell'Italia Centrale, Alto Lazio, con un accredito di 1,76, è l'atleta col miglior accredito, e Franziska Koffler, Italia Nord-Est, Lana Riker, la sua società, che ha una misura di accredito di 1,69. In questo momento va in pedana Alice Gaiaudi della Liguria sulla quota di 1,50. Intanto abbiamo visto un salto di 4 metri nell'asta, superato agevolmente da Mirko Basso dell'Italia Nord-Est, Roniera Frenitagli e la sua società di origine. Si stanno predisponendo il nuovo sistema per effettuare gare di marcia in contemporanea. Vengono posizionati dei coni al limite della terza corsia, in maniera tale che le due categorie possano gareggiare in contemporanea senza interferire tra di loro. Intanto abbiamo visto un buon salto della numero 24 nel salto in alto, si tratta di Lucia Quaglieri, Centro-Nord, Modena Atletica, la sua società, salto positivo a 1,50, e positivo anche il salto di Rita Caliò dell'Italia del Sud. Mentre non molto fortunato nell'asta il portacolori scusate, ma è un po' difficile seguire tutte della Italia Centrale, Luca Ronconi. Del comitato veneto di atletica leggera, ecco gli atleti dei 100 metri entrare in campo in questo momento e portarsi dietro al podio. Il prossimo a saltare nell'asta, appaiono dei numeri sui tabelloni che non si riescono a interpretare, purtroppo sarà probabilmente, spero sia Edoardo Fontana del Centro-Nord, dedica 5 cerchi. Con Enzo Cortini a fare da ufficialità alla cerimonia, 11-24, terzo posto per Francesco Carrieri della Sardegna. Al secondo posto Premiazione intanto dei 100 piani, con al terzo posto
Alessandro Monte 11 e 27, 11 e 04 Gabriele Gargano per l'Italia centrale.